In primavera gli abitanti di Spinea saranno chiamati alle urne per rinnovare l'amministrazione comunale. In corsa ci saranno per il centrosinistra il sindaco in carica Silvano Checchin, per il Movimento 5 Stelle Massimo De Pieri dal 2009 aderente al movimento fondato da Beppe Grillo, per il centrodestra l'ex sindaco Claudio Tessari, che ha presentato ufficialmente la sua candidatura. Tessari si presenta a capo di una lista civica ma avrà l'appoggio di tutto il centrodestra per riconquistare il comune che aveva guidato per 10 anni prima delle elezioni di Silvano Checchin. Lo fa, dice, per tornare in mezzo alla sua gente. Dalla quale ho ricevuto e ricevo attestati di stima quotidianamente, quindi ritornare ad impegnarmi per ridare orgoglio a questa città che negli ultimi 5 anni mi pare sia tornata ai vecchi grigiori di una città di periferia. 3 sono per Tessari le cose che bisognerebbe fare subito per rilanciare Spinea. La prima riguarda il passante. Prima di tutto completare velocemente le opere complementari al passante ed implementarle con ulteriori opere di mitigazione. La seconda riguarda la mobilità. Contrastare l'innesto della Romea commerciale sul casello di Crea, questo non è nelle nostre considerazioni, noi siamo perché venga rispettato il progetto approvato dal CIPE che prevede l'innesto della Romea commerciale a Roncoduro. Il terzo impegno che prende Tessari riguarda la scuola, per la quale propone un patto tra le istituzioni scolastiche, l'ufficio scolastico territoriale, le famiglie e il comune. Credo che sotto questo punto di vista noi dobbiamo ripartire proprio dalla scuola e dalle giovani generazioni per ridare fiato all'orgoglio di Spinea. Orgoglio che dovrà esserci anche quando Spinea farà parte della grande città metropolitana. Spinea dovrà essere un riferimento, conclude Tessari, per tutta l'area veneziana. Mantenendo la sua autonomia, ma anche portando quella che è la sua iniziativa, il suo spirito, la sua voglia di fare che la caratterizzano da molti anni.